Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Economai FVG. Questa sera ci occupiamo di banche, o meglio dell'ultima banca friulana, la Civibank, per la quale è stata lanciata una settimana fa un'OPA da parte di Cassa di Risparmio di Bolzano, la Sparkasse, che appunto ha fatto questa mossa, per alcuni a sorpresa, per altri invece che era nell'area, e che quindi va sicuramente a cambiare quello che è l'assetto finanziario della nostra regione, perché come dicevamo la Civibank è di fatto l'ultima banca friulana. Che cosa succederà? Questo naturalmente è da vedere, è un primo passo fatto dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, che già era socia al 17% della banca friulana, e adesso si attende quelle che saranno le contromosse. Per il momento questa OPA è stata accolta con un po' di freddezza da parte del CDA di Civibank. Di tutto questo parleremo questa sera. Intanto do il benvenuto al collega Alfonso Di Leva, che ci darà una mano a capire insomma quella che è questa situazione. Buonasera Alfonso. Buonasera, ciao Daniele, buonasera a tutti i nostri telespettatori. E allora vi presento subito gli ospiti con i quali parleremo questa sera, a cominciare da Graziano Tilatti, che è stato presidente della Banca Popolare di Cividale dal 2014 al 2015. Buonasera Tilatti. Buonasera a voi e ai telespettatori. E buonasera e grazie per essere con noi al professor Stefano Miani, professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università di Udine. Buonasera professore. Buonasera. Allora, l'abbiamo detto, proprio una settimana fa è arrivata l'OPA lanciata da Sparkasse su Civibank. Vediamo in questo servizio, partiamo da lì, da giovedì scorso. Sparkasse ufficializza l'OPA sulla banca di Cividale, l'ultima banca friulana rimasta, di cui detiene già il 17%. Il Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano ha deliberato all'unanimità di procedere a richiedere l'autorizzazione per l'assunzione di una partecipazione di controllo in banca di Cividale e al contempo lanciare un'offerta pubblico di acquisto sulla totalità delle azioni Civibank. Il prezzo di offerta è di 6,50 € per azione, incorpora un premio del 22,64% rispetto alle quotazioni del periodo decorrente dal 15 ottobre al 3 dicembre di quest'anno e del 21,02% rispetto alla media dei prezzi degli ultimi 12 mesi. Se il progetto andasse in porto, nascerebbe un nuovo gruppo bancario formato dalle due banche, che resterebbero entità giuridiche distinte con sede in una delle due regioni del nord-est. Il nuovo gruppo, in termini di quote di mercato nel territorio di riferimento, si posizionerebbe immediatamente dopo i 4 principali gruppi bancari nazionali. Il nuovo gruppo potrà contare su un totale di bilancio a livello consolidato superiore ai 16 miliardi di euro e un totale di masse amministrate pari a 26 miliardi di euro. Al 30 giugno 2021 Sparkasse e Civibank hanno rispettivamente 1271 e 583 dipendenti, mentre il numero di filiali è rispettivamente di 106 e 64. La Banca di Bolzano, stando alla semestrale, in cui ha realizzato utili per 42 milioni, attivi per 11,1 miliardi, crediti per 6 miliardi e mezzo e una raccolta totale di 11,8 miliardi. Civibank conta attivi per 5,4 miliardi, crediti per 3,4 miliardi e una raccolta totale di 4 miliardi e mezzo. Allora, queste le prime considerazioni. Noi nel corso della trasmissione vi faremo sentire le voci dei vertici di Sparkasse, del presidente e dell'amministratore delegato, che sono stati qui da noi a trovarci. Prima però, professor Miani, parto da lei per chiederle insomma una considerazione iniziale rispetto a questa OPA. Ma insomma, penso che nel momento in cui avevano acquistato una partecipazione inizialmente un po' più bassa, poi portata al 17%, qualche idea di questo tipo ci fosse in loro, insomma non so se c'erano accordi sottostanti, probabilmente no, ma non credo che nessuno avrebbe messo quei capitali per avere una quota di minoranza all'infinito, quindi poi i tempi magari forse qualcuno si sarebbe aspettato un anno o due prima di questa operazione, ma penso che fosse inevitabile. Secondo me perché c'è stata questa accelerazione? E quella che lei ha, lo ascolteremo dopo, quello che lei ha detto è esattamente quello che abbiamo chiesto al Presidente della Cassa di Risparmio di Bolzano. Se fin dall'inizio c'era l'intenzione di lanciare un'OPA o comunque di
arrivare al controllo integrale della banca. Perché secondo lei c'è stata questa accelerazione? Questo non sono in grado di dirglielo. Probabilmente una volta che sono arrivati al primo obiettivo, che era l'aumento di capitale, sono andati subito al secondo. Immagino che non ci siano altri motivi particolari. Sarà una minaccia quest'OPA totalitaria per l'autonomia della banca, secondo lei? È evidente che se l'OPA va in porto, la banca non è più, almeno formalmente, indipendente. Dopodiché all'interno di un gruppo ci possono essere dei livelli più o meno stretti nella governance di autonomia, però è evidente che non è più indipendente se la cosa va in porto. Quindi qui non ci sono dubbi. Lei ha guidato la banca, è la Banca Popolare di Cividale, poi negli ultimi anni ha subito molte trasformazioni, ecco, era nell'aria, lei se lo aspettava? Io non conosco i dettagli dell'operazione e credo che, come ha detto bene il professor Miani, quando una banca sale al 17%, quindi non conosco neanche io, non so se ci fossero dei patti o degli accordi diversi, ma era chiaro che prima o poi l'avrebbe fatto. Se ha scelto di accelerare vuol dire che hanno delle motivazioni loro. Il tema vero è che diciamo che ancora una volta il Friuli anche nel credito dimostra di non essere capace di essere aggregante. Non ha avuto un disegno strategico aggregante e credo che a questo punto bene ha fatto Sparcasse. Allora noi diciamo anche questo, abbiamo contattato naturalmente anche i vertici di Civibank, abbiamo chiesto la loro partecipazione a questa trasmissione, è un periodo naturalmente delicato quello che intercorre tra l'OPA e quelle che saranno le conseguenze anche dal punto di vista delle regole, e quindi Civibank ha preferito affidare a un comunicato, una nota che ci ha inviato e che adesso vi leggerò, insomma quella che è la loro posizione al momento. La nota recita che il Consiglio di amministrazione di Civibank ha preso atto della decisione della Cassa di risparmio di Bolzano Sparcasse di promuovere un'OPA avente a oggetto la totalità delle azioni e dei warrant della banca. Sparcasse ha comunicato questa decisione in un comunicato stampa diffuso il 9 dicembre 2021, in cui viene anche aggiunto che la stessa ha intenzione di continuare a dialogare con i vertici di Civibank, come sta già facendo da giugno scorso, per realizzare un'operazione di soddisfazione per entrambe le realtà. Il CDA di Civibank precisa che il dialogo avviato tra le due realtà a giugno di quest'anno riguardava solo lo sviluppo di ulteriori collaborazioni industriali o strategiche tra i due istituti. L'obiettivo, come dichiarato nel comunicato stampa del 15 giugno 2021, è quello di mantenere l'indipendenza e l'autonomia delle due realtà e di avviare potenziali future collaborazioni di rafforzamento reciproco. Il CDA ha inoltre confermato l'impegno di Civibank verso il raggiungimento degli obiettivi del proprio piano strategico, che include un incremento degli impieghi di oltre 430 milioni di euro nel triennio, consolidamento della presenza in Friuli Venezia Giulia ed ampliamento dei presidi in Veneto, Trentino ed Emilia, accelerazione del credito agevolato regionale in Friuli Venezia Giulia, espansione nei settori del bank assurance e wealth management, ampliamento dell'offerta nel credito al consumo e nella cessione del quinto, rafforzamento patrimoniale che prevede un CET1 al 15,5% a fine 2023, 15% a fine 2020 e un total capital ratio al 16,4%, forte crescita del ROE a fine 2023 pari al 4%, 2,4% a fine 2020, ulteriore sviluppo della strategia di de-risking, NPL ratio netto al 2023 pari al 4,6%, utile netto di oltre 14 milioni di euro nel 2023. Professor Miani, da quanto si capisce, insomma, sicuramente inaspettata questa OPA da parte di Civibank, che insomma, lo dice chiaramente, noi andiamo avanti per la nostra strada. Diciamo che fino a che non c'è l'esito dell'OPA, penso che comunque devono andare avanti per la loro strada, nel senso che devono amministrare la banca. Il fatto che si siano espressi in questo modo lascia trasparire che non vi fosse un accordo sottostante. Penso che di più non si possa dire alla luce di queste informazioni. Come commenta questi numeri? La cosa che a me colpisce sono i 42 milioni di utili di Sparcasse nel primo semestre, la previsione invece di 23 milioni di utili per Civibank, ma solo nel 2023. Qui io non conosco sinceramente Sparcasse, non ho mai studiato la loro dinamica, i loro bilanci, ma Civibank esce da una situazione di diversi anni di difficoltà
era arrivata a un certo punto a un livello di non performing loans molto elevato e quindi era messo forse anche in dubbio la sua sopravvivenza. Con molta fatica, credo, sono riusciti a ridurre significativamente questo livello di non performing, si sono un po' rimessi in carreggiata. La redditività corrente in questo momento è molto bassa rispetto ad altri concorrenti, il piano è in fase di attuazione, alla fine del piano arriverebbero a dei risultati abbastanza buoni, certo non ancora all'altezza di alcuni concorrenti, tra cui la stessa Sparkasse. Come valutazione generale direi che probabilmente sono riusciti a far sopravvivere la banca, questo è stato forse un fatto importante perché non c'era, vedendolo ex ante, la certezza che ci sarebbero riusciti. Dopodiché però per rimanere indipendenti evidentemente ci vuole qualcosa in più, forse ci vorrebbero o una redditività molto maggiore, che però forse un domani potrà arrivare, per il momento ancora non è stata completamente raggiunta, o la capacità di aggregazione di altri soggetti. Però in giro soggetti aggregabili mi sembra che non ci siano da una posizione di forza. Cioè, le altre banche che sono sopravvissute in generale sono più grandi di Civibank, quindi è difficile immaginare che possa essere un compratore. E questo poi insomma cercheremo di capirlo. Il prezzo di 6,50 € per azione Tilatti? Ma credo che diciamo, sia chiaramente che gli esperti avranno fatto le loro valutazioni, ma credo che un'attenzione maggiore credo che forse poteva essere fatta. Concordo anch'io che fra le due realtà diciamo, Cividale viene da un lungo periodo insomma, che ha dovuto sopportare diverse difficoltà e si stava avviando verso la redditività pari agli altri istituti delle sue dimensioni. Io credo che però forse abbiamo perso l'occasione prima, cioè siccome non potevamo, tutti sanno che non potevamo essere aggreganti diciamo come compratori, ma aggreganti come con le ultime sopravvissute piccole banche popolari, un ragionamento di condivisione di prezzi, di costi o di organizzazione poteva sicuramente essere fatta, ma le cose stanno in questo modo, sì, io parlo oggi senza conoscere la realtà, per cui potrei avere un'analisi mia viziata, ma credo che il momento diciamo, non è dei migliori per l'economia in genere in questa regione. Cividale ha operato in questi ultimi 10 anni di crisi, poi quelli accelerati derivanti dalla pandemia, in territori dove parliamo solo del mondo della sedia, cioè ha operato in territori abbastanza complicati, per cui diciamo, essere sopravvissuta non è cosa di poco conto. Però Tilatti, come vede questa operazione? Lei dice veniamo da un momento sicuramente difficile per l'economia, ma negli ultimi mesi stiamo crescendo a ritmi che non abbiamo mai conosciuto in passato. Come vede questa operazione alla vigilia di una crescita così impetuosa? Beh, diciamo perdere l'ultimo soggetto bancario della regione non è un bel segnale. Non è un bel segnale perché un'economia ha bisogno degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, ha bisogno degli operatori in genere, ma ha bisogno anche di un istituto di credito locale. Avere un istituto di credito locale vuol dire, oltre a avere la capacità di decisione immediata, di capire e conoscere i territori, questo sarà, diciamo, di conoscere le imprese e le famiglie. Certo, in particolare nelle banche popolari o nelle banche di credito cooperativo, dove ci si conosce, quindi però è vero anche che nel frattempo sono intervenute tutte queste modifiche nel credito, per cui quei fondamentali che una volta si analizzava, la conoscenza, la serietà delle persone che tu finanziavi, oggi non sono parametri per cui per Basilea 1, 2 o 3 o 4 che ci siano, oggi metti dentro nel computer e quindi diventa tutto più complicato. Però qui c'era una storia, una tradizione, cioè le banche
banche, prima uno era cliente, poi diventava, una volta che aveva onorato i suoi debiti, comprava le azioni, si sentiva parte, cioè ricambiava, metteva un po' del suo capitale all'interno di questo istituto che creava il volano per lo sviluppo di questo territorio. Questi tempi oggi forse non ci sono più, e quindi però io credo che prima o poi torneremo a rivalutare. Posso contraddirla, Tilatti, poi sentiamo anche l'opinione professor Miani. Credo che questa fiducia del risparmio delle imprese e delle famiglie posto all'interno della capitale delle banche negli ultimi anni, negli ultimi quinquenni, in questo pezzo d'Italia sia stato ampiamente tradito. Sì, questo è vero, assolutamente è stato tradito dalle due banche venete, che però nelle banche venete c'era anche una costola friulana, c'erano diverse banche popolari friulane, però questo riporta il tema che noi friulani non siamo stati capaci di fare una banca popolare. Professor Miani, perché il sistema bancario ha tradito il risparmio delle imprese e delle famiglie del nord-est, ma soprattutto del Friuli? Perché io penso, lei ha citato le banche del nord-est, ma azioni comprate da decine di migliaia di famiglie e imprese a 26 euro ciascuna e quotate, diciamo, abbondantemente sotto i 5 euro, oggi apprezzate a 6,50 euro, non mi sembra un grande investimento. Miani? Ma allora, qui bisogna distinguere una situazione di carattere generale dai casi particolari. In generale, negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, mediamente il comparto bancario ha subito grandissime perdite azionarie, quindi se noi andiamo a confrontare con le banche quotate in borsa, le più grandi, mediamente ci sono state delle perdite comparabili. La differenza fondamentale è che questi titoli erano meno liquidi, quindi era più difficile venderli, ma questo è una cosa che si deve sapere ex ante. Cioè, nel momento in cui io acquisto dei titoli che non sono quotati di chiunque, banca o non banca, è evidente che ci può essere un problema poi andare a rivenderli. Detto questo, io non sono così convinto che sia stata completamente tradita la fiducia delle imprese e delle famiglie, forse un po' delle famiglie in quanto azioniste, ma era una fiducia probabilmente anche un po' esagerata su questa forma di investimento. Ma per quanto riguarda le imprese direi che molto spesso le banche sono andate male perché hanno sostenuto le imprese, perché le perdite sono venute prevalentemente dal sostegno quasi incondizionato al sistema produttivo. Se avessero fatto una selezione, non dico più intelligente, ma più restrittiva del credito, probabilmente avrebbero avuto minori perdite, ma sarebbe stato devastato il sistema produttivo negli anni della crisi, no? Dal 2008 in poi. Quindi non credo che le imprese siano state penalizzate. Sicuramente sono stati penalizzati alcuni che avevano investito nel settore bancario, ma forse tutto sommato il danno è stato minore di quello che sarebbe stato altrimenti razionando drasticamente il credito. Grazie professor Miani, adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi restate con noi perché cominciamo a farvi sentire le voci dei vertici di Sparcasse, insomma, ai quali abbiamo chiesto delucidazioni sul loro progetto. A tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, fari puntati sull'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank. Abbiamo analizzato questa situazione con i nostri ospiti. Adesso vi facciamo sentire le parole del presidente Gerhard Brandstetter, presidente della Sparcasse, che insieme all'amministratore delegato Nicola Calabrò è stato proprio ieri nei nostri studi di Telefriuli. A loro abbiamo posto alcune domande. Partiamo da qui, dalla prima che abbiamo chiesto al presidente Brandstetter. Sentiamo. Partiamo subito con il Presidente. Dal comunicato di Civibank, dopo la riunione del CDA, pare chiaro che la mossa di Sparcasse non era attesa. Avete sentito il vertice della banca prima di lanciare l'OPA? Ma guardi, ovviamente un'OPA soggiace a delle regole molto severe di mercato, di vigilanza. Tutto il quadro è cambiato quando noi siamo saliti oltre il 10%, cioè il 17%, quindi ci sono delle imposizioni stringenti.
Noi ci eravamo sentiti prima per delle varie valutazioni di partnership, di collaborazioni, ma una volta saliti, come detto prima, al 17%, abbiamo dovuto agire anche per normative in essere e abbiamo annunciato questa OPA che noi ribadiamo vuole essere friendly e sarà secondo me una creazione di valore per il territorio, per i clienti azionisti del Friuli, dei territori su cui opera Civibank. Abbiamo il tempo per, direi, mettere in pista tutto quanto necessario per creare un gruppo bancario nord-est di valore e di, direi, preminente importanza territoriale. Civibank potrà crescere insieme a noi. Il CDA di Civibank ha detto di voler andare avanti intanto con il proprio piano. Secondo voi cosa vuol dire questo? Vi siete risentiti dopo l'OPA? Non ci siamo risentiti, ma posso dire che il piano industriale di Civibank è da noi conosciuto e crescere vuol dire creare valore e siamo convinti che i temi principali di questo piano industriale possano essere sviluppati, direi a vantaggio anche di un gruppo che domani risulterà. Quindi penso che sia l'occasione, come ho detto prima, di creare valori e penso che sia anche un progetto molto importante per il Friuli, per il territorio, per la gente del Friuli. Il DNA è lo stesso tra Sparkasse e Civibank, è un DNA territoriale, regionale e questi concetti saranno al servizio dei rispettivi territori e anche di tutti, soprattutto collaboratori e dipendenti, perché una realtà che cresce vuol dire sicurezza e sviluppo anche per i collaboratori che hanno fatto bene negli ultimi anni. Le parole del Presidente erano queste, Tilati, insomma di fatto inevitabile, sembra di capire una volta saliti, e lo avevate anche fatto voi come considerazione inizialmente, al 17%, insomma una governance più forte insomma, viene richiesta, quindi... Beh, credo che vista dopo aver sentito la parola del Presidente, potrebbe, quella che oggi noi la vediamo con tristezza, potrebbe diventare un'opportunità per il gruppo, per i territori. Noi ci auguriamo che le parole e i concetti espressi, anzi dal Presidente, possano realizzarsi. Che mi auguro anche che abbia più fortuna di quello che ho avuto io quando volevo proprio arrivare a un'aggregazione fatta a pari, diciamo un'aggregazione con i piccoli istituti delle banche popolari ancora sopravvissute, che non ho avuto il tempo di presentare e di analizzare. Quindi io mi sento anche rassicurato dalle parole del Presidente, perché è chiaro che le banche oggi devono affrontare un mercato più difficile, un tessuto economico più provato, quindi più difficile da servire con il credito, e quindi facciamo finta, lasciamo la parte della tristezza e guardiamola come opportunità e auguriamo a queste persone che vengono da fuori che abbiano più fortuna. Professor Miani, dalle parole che emergono appunto dal Presidente Brandstätter, un'OPA friendly, insomma non concordata ma friendly. Ma, questo mi sembra che emerga un po' dal comunicato di Civibank e anche da quanto ha dichiarato il Presidente della banca che ha lanciato l'OPA. Ecco, io se posso fare una considerazione più di carattere generale, territorio omogeneo fino a un certo punto, questo nord-est, e soprattutto sotto il profilo bancario. Mi spiego meglio. La provincia di Bolzano, dell'Alto Adige o Sud Tirol, come vogliamo chiamare, si caratterizza per una sorta di duopolio bancario. La Cassa di risparmio da un lato, il soggetto di cui stiamo parlando, e le Raiffeisen, cioè le casse rurali della provincia, che fanno gruppo a sé, non sono né nel gruppo ICREA né nel gruppo Cassa Centrale di Trento, ma sono un gruppo a sé stante.
in deroga alla normativa è stato previsto che solo per queste ci possa essere un gruppo di minori dimensioni. Se andiamo a vedere invece il Friuli Venezia Giulia, e tralascio il Veneto dove la cosa è ancora più macroscopica, è evidente che il ruolo di Civibank nel Friuli Venezia Giulia, salvo in particolari aree territoriali, non è di primo o secondo istituto per quota di mercato, per la storia, perché qui da noi c'erano la Banca del Friuli e la Cassa di Risparmio di Trieste, che erano i due attori principali nelle rispettive zone, e come sappiamo sono confluiti nel gruppo Unicredit. C'erano le altre due casse di risparmio più altre realtà che sono confluite nel gruppo Intesa San Paolo. C'è l'Antoniana che ha avuto un ruolo aggregando altre banche popolari, che è confluita nel Monte Paschi, e quindi abbiamo ci sono i due gruppi delle BCC che hanno un peso molto importante. Quindi diciamo che la forza probabilmente di questa banca di Bolzano non è comparabile con quella di Civibank, perché ha non dico un dominio, ma comunque una quota di mercato importante nel suo territorio, che la rende anche abbastanza difendibile in un certo senso, considerando anche che entrambi i territori, tutto sommato, in una logica delle grandi banche, sono relativamente marginali, sia per dimensione di popolazione, quindi di mercato, sia anche per collocazione territoriale. Quindi stare in un territorio relativamente ai margini del mercato, se si è molto forti, diventa anche qualcosa di difendibile. Certo, se non si è molto forti è molto più difficile. È evidente che se si fossero realizzate negli anni, ma non negli ultimi anni, parlo di 20-30 anni fa, delle aggregazioni, ad esempio le 3 casse di risparmio, oppure tra di loro, non dico tutte necessariamente, ma la gran parte delle popolari, avrebbero potuto realizzare probabilmente qualcosa di simile, ma sono anni ormai che la cosa è scappata da controllo, no? Quindi probabilmente era inevitabile in sostanza che Civibank entro certi termini dovesse allearsi con qualcuno, diciamo. Dovesse diventare preda. Professore, io condivido totalmente il suo ragionamento, veramente anche le pause condivido, e mi pongo due domande proprio a valle del suo ragionamento. La prima: se il quadro è quello che lei ha descritto, perché Sparcassa punta al controllo integrale di Civibank? La seconda questione: il presidente della Cassa di Risparmio di Bolzano ad un certo punto ha affermato Cividale, la banca di Cividale potrà crescere. Per lui era un'affermazione, io invece la pongo in termini interrogativi. Civibank potrà crescere con Sparcassa? Sicuramente l'obiettivo di chi ha lanciato l'OPA è quello di farla crescere. Penso che Sparcassa avesse l'intenzione di svilupparsi nei territori contermini, quindi soprattutto in Veneto. Si è sviluppata, ha cominciato un po' a svilupparsi anche nella provincia di Belluno, per esempio, quindi il nostro territorio è del tutto contermine, e svilupparsi direttamente prendere degli sportelli sarebbe stato un processo molto più lento. Quindi il loro interesse è di crescere e in questo modo possono sfruttare anche lo sviluppo che Civibank sta cominciando ad avere già da qualche anno in Veneto. Quindi è un'accelerazione del loro processo. Se riusciranno a radicarsi sul territorio, ed è questo probabilmente il motivo per cui cercheranno, se possibile, di mantenere un'identità autonoma a Civibank, per renderla, soprattutto all'inizio, qualcosa di territorialmente collocato e non sportelli di una banca che è da un'altra parte, con la loro forza patrimoniale e di redditività potrebbero effettivamente accelerare il processo di sviluppo di questa banca. Quindi io penso che il loro scopo sia quello. Non vedrei altrimenti perché dovessero andare a avventurarsi in un'operazione del genere. Filatti, è d'accordo?
Ma che condivido anch'io le analisi del professor Miani e anche, sono convinto anche dalle parole che ho ascoltato dal Presidente quando parla anche ci saranno delle possibilità di crescita per i soci, quindi vuol dire che ormai ancora il progetto non lo capiamo, no? Perché se è vero che da una parte Sparkas vuole accelerare diciamo, l'espansione nelle zone contermini, anche perché è altrettanto vero quello che ha detto, perché c'è la Sparkasse, c'è la Raiffeisen e poi c'è anche la Volksbank su quel territorio. Poi vivono di una, diciamo, e sono le monopoliste in quel territorio, poi ci tengono perché sono una comunità e quindi le hanno, lì si stringono tutti attorno. Noi forse non siamo riusciti a fare questo, Civibank esce da una crisi, deve svilupparsi e non ha avuto il tempo e non ha avuto neanche l'attenzione dei friulani, diciamo, per aiutarla, perché se l'avessimo aiutata l'avremmo potuto aiutare 20 anni fa tutti assieme, unificando le banche popolari, presentandoci come player solidi, avremmo potuto poi fare anche altre aggregazioni alla pari. Quindi io la ritengo un'opportunità questa, se poi mi si farà capire cosa vuol dire questa possibilità di crescere anche per i soci, noi ecco allora che abbiamo dato anche una risposta anche a tutte quelle famiglie che si erano identificate con la banca, perché lì c'era un rapporto stretto, cioè dal mutuo per la prima casa, dal mutuo per il primo capannone, poi uno diventava socio e continuava a crederci in questa che era la banca di riferimento del territorio. Grazie Tilati, ci fermiamo per la pubblicità, poi vi facciamo sentire anche le parole dell'amministratore delegato e di nuovo il Presidente. A tra poco perché le cose sono molto interessanti. A tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, fari puntati su Civibank e sull'OPA lanciata da Sparkasse. Abbiamo prima fatto sentire le parole del Presidente, adesso vi facciamo sentire la domanda, la prima che abbiamo posto all'amministratore delegato Nicola Calabrò di Sparkasse. Sentiamo. L'amministratore delegato Nicola Calabrò in un'intervista ha parlato di attuale debolezza della Civibank. A che cosa si riferisce nello specifico? Ma io ho parlato di un tema specifico, quindi nel passaggio dove ho usato questo termine mi riferivo al fatto che il prezzo dell'azione di Civibank è un prezzo che negli ultimi anni ha sofferto, cioè o meglio l'azione di Civibank negli ultimi anni ha sofferto di quello che poteva essere un tema di mancanza di liquidità che impediva a coloro che detenevano le azioni di trovare dei compratori disposti a comprarle, e quindi il tema della debolezza era unicamente riferito all'azione. Mentre invece ritengo, parlando della banca e riferendomi alla banca, la banca è in ottime condizioni. Noi crediamo che la banca, ed è per questo che abbiamo deciso di fare questa operazione, è una banca che ha un grosso potenziale di crescita, e un grosso potenziale di crescita che per quanto ci riguarda è un potenziale che si esprimerà attraverso non solo il mantenimento dell'attuale rete di filiali, ma anche addirittura la possibilità di andare, secondo le linee del piano industriale di Civibank, a prevedere ulteriori crescite in nuove città o in nuovi territori, perché crediamo che la forza di Civibank sia proprio quella di esprimere al massimo il potenziale territoriale. E quale sarebbe il capitale da investire se tutti accettassero di vendere le proprie azioni? Ma noi, per semplificare quello che può essere anche un concetto di offerta pubblica d'acquisto, abbiamo optato per tecnicamente quella che si chiama l'OPA totalitaria, cioè un'offerta pubblica d'acquisto che si riferisce teoricamente al 100% del capitale della banca. Questo l'abbiamo fatto perché ritenevamo che un'offerta la più comprensibile e chiara possibile sarebbe stato quello che avrebbe facilitato la comprensione. Nel nostro caso noi però abbiamo dichiarato, e colgo anche l'occasione di stasera per dichiararlo ancora una volta,
Noi crediamo che anche l'eventuale mantenimento di uno zoccolo di investitori di minoranza, quindi di azionisti di minoranza, che saranno quelli che riterranno di non voler sfruttare l'opportunità di vendita, sia compatibile con la nostra visione di banca di domani, che quindi è una banca che rimane autonoma, che può rimanere autonoma anche per un periodo che non deve essere per forza un orizzonte di breve termine, anzi siamo convinti che quando potremo dialogare con i vertici di Civibank potremo studiare insieme quale può essere la prospettiva da dare alla banca. Noi abbiamo dichiarato in maniera molto chiara che non abbiamo come obiettivo la fusione, l'obiettivo è quello invece di sfruttare la forza della banca come entità autonoma che può continuare ad andare avanti come è riuscita ad andare avanti in maniera positiva negli ultimi anni. Quindi abbiamo sentito autonomia sicuramente, però poi c'è anche il problema di chi non aderirà, di chi non comprerà eventualmente queste azioni. L'amministratore delegato ha detto insomma c'è anche spazio per eventuali soci di minoranza. Tilati. Beh, queste parole fanno anche piacere, anche perché uno come tanti di noi che in occasione di questo aumento di capitale, nonostante le incomprensioni che si erano generate, abbiamo fatto in modo, abbiamo cercato di aderire, abbiamo impegnato ancora capitale. Se questo ancora ci sentiamo ancora più tranquilli perché diciamo in questo caso è data la facoltà a chi vuole rimanere di poter rappresentare anche il socio di minoranza all'interno di un piano di sviluppo che è importante. Miani. Ma io credo che se l'adesione sarà molto alta sarà difficile mantenere l'autonomia formale, nel senso che le autorità di vigilanza non gradiscono che ci siano situazioni di controllo totalitario o quasi, preferiscono che ci sia l'incorporazione. Questo nella prassi italiana ormai già da molti anni. Io aggiungerei due cose. Uno, se fossi stato io a immaginare l'operazione avrei dato una doppia facoltà agli azionisti. Mi avrei dato la facoltà di liquidare per contanti oppure di convertire in azioni dell'altra banca, rimanendo dentro quindi nel nuovo soggetto. Secondo lei perché non è stata prevista la possibilità della conversione? Non lo so, probabilmente forse paura di diluire il capitale probabilmente avrebbe richiesto anche delle valutazioni un po' più complicate per stabilire il valore dell'altra banca, quindi o timori per nuovi soci in sparcassa? Sarebbe stato più difficile, ma non credo che avrebbe alterato significativamente la situazione proprietaria dell'altra banca. Provando a ragionare invece nell'ottica dell'azionista Civibank, sostanzialmente ci sono due possibilità: cedere e quindi ricevere l'importo fissato, che è un po' più del 20% maggiore dell'andamento dell'ultimo anno, oppure rimanere soci. Allora, sul rimanere soci è un po' una scommessa sul futuro. Se si ascolta quello che è stato detto, ci sarebbe uno spazio per uno sviluppo della banca e, almeno da quello che abbiamo sentito, anche un certo gradimento di mantenere un po' di azionariato locale. Immagino che questo sia riconducibile a due elementi. Uno, quello che dicevo prima, cioè che è improbabile che possa rimanere un soggetto autonomo dal punto di vista societario, sempre dentro il gruppo, se praticamente l'OPA va in porto in modo totalitario o quasi, ma soprattutto nell'ottica di chi ha lanciato l'OPA, mantenere un azionariato locale può essere utile perché è un legame che poi può favorire anche l'operatività della banca. Molto spesso i soci sono anche clienti della banca e quindi avere dei soci nel territorio in cui opera la banca può anche essere un po' una blindatura di rapporti commerciali, quindi da questo punto di vista penso che possa essere gradito. È evidente che le posizioni dei diversi soci poi sono da valutare soggettivamente, per cui se qualcuno ha sottoscritto l'aumento di capitale poco tempo fa, magari ha anche un grande guadagno essendo subito. Se qualcuno le ha comprate diversi anni fa quando costavano molto di più, comunque
porta a casa una perdita, la riduce rispetto a qualche mese fa, ma sostanzialmente esce in perdita. Pensare di poter trattenere ancora per anni per tornare ai valori di acquisto in qualche caso può essere anche difficile, magari non impossibile, ma difficile. Quindi credo che sia una valutazione che deve fare ciascuno in funzione poi della sua situazione patrimoniale, non tenendo conto solo di questo investimento specifico, ma dell'insieme dei suoi investimenti. Tilatti, le chiedo una cosa veramente difficile. Lei è stato presidente della banca, conosce i soci, conosce l'economia, conosce le imprese. Se la sente di fare una previsione sulla adesione all'OPA da parte dei soci? Guardi, io temo che in questo momento i soci, in particolare i soci che avevano magari solo quell'investimento, credo che in questo momento aderiscano. Speriamo che le situazioni economiche, cioè che aderiscono alla vendita, speriamo invece, io opero noi che operiamo, insomma, siamo sul territorio, questo messaggio lanciato dal Presidente e poi anche dall'amministratore delegato può essere un'opportunità di diversificazione dell'investimento e, come diceva il professor Miani, certo se uno ha diversi investimenti può essere anche una scommessa sul futuro, e credo che per la banca la presenza di alcuni portatori di interessi locali, soci conosciuti, siano un veicolo di marketing, di sviluppo e di mantenimento di alcuni rapporti. Quindi, in questa prospettiva secondo me si inserisce anche l'affermazione che ha fatto il direttore generale Calabrò in maniera chiara e netta, che non intendono toccare la rete degli sportelli, anzi prevedono un ampliamento. Questo secondo me va proprio in direzione di un rafforzamento del radicamento sul territorio. L'analisi è perfetta il professor Miani prima, perché se prendono sta banca e se vogliono svilupparsi, perché certamente capiamo anche l'analisi territoriale in cui opera Sparcasse, che è più o meno più piccola del Friuli, perché si parla di 500.000 abitanti, in un contesto economico che sia pure florido, ma non è, e quindi se viene in Friuli, che non è molto più grande, cioè siamo 1.200.000 abitanti, quindi la Banca di Cividale ha uno spazio, perché essendo venuti meno i competitor, le altre banche popolari, ha uno spazio di sviluppo. Credo che questo vada proprio nell'ottica di sviluppo dell'istituto della Sparcasse. Quindi diciamo, bisogna vedere poi alla fine se questi desiderata, che questi piani si verificano, ma credo che poi alla fine il mondo va in quella direzione dell'aggregazione e della riduzione dei costi, e quindi questa può essere un'ottima opportunità proprio per la Sparcasse. Questa è una banca che è radicata sul territorio, ha possibilità ancora di crescere nel Friuli Venezia Giulia e non solo, anche nel Veneto, andando a coprire quegli spazi lasciati liberi dalle altre popolari per i noti fatti, e quindi da quel punto di vista chi governa la governance di Sparcasse ha visto bene. Grazie Tilatti, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, poi vi facciamo sentire altri due concetti molto importanti del Presidente e dell'amministratore delegato. Restate con noi, poi li commentiamo con i nostri ospiti. A tra poco. Ultima parte di Economai FVG, fari puntati sull'OPA di Sparcasse e su Civibank. Vi facciamo sentire un altro passaggio del Presidente Brandstetter, Presidente di Sparcasse, appunto su questa operazione. Sentiamo. Il Presidente Brandstetter ha detto che la situazione in cui si trova attualmente Civibank fa sì di prestare il fianco a possibili scalate ostili di realtà che puntino davvero a cancellarla. Vista la vulnerabilità di Civibank, quando Sparcasse ha cominciato a pensare a un'acquisizione totalitaria? Era un'idea o solo un'ipotesi fin dal primo momento? Non era un'ipotesi di primo momento, però è chiaro che tutte le realtà come anche Civibank, che hanno un azionariato molto diffuso senza un azionista di riferimento forte, hanno il rischio di scalata, e penso che la soluzione che offre Sparcasse sarebbe molto diversa da altri competitori che pensano a inglobare altre realtà. Noi invece puntiamo sulla realtà realtà
appunto regionali forti e non abbiamo, come ho detto già prima, il DNA regionale e territoriale anche noi e soprattutto noi, e penso che sia il punto di forza questa capacità di esprimersi sui territori vicino alle persone. I clienti sono il target è lo stesso, le famiglie, le piccole e medie imprese e appunto i territori. Come ho detto prima, non è stato un'idea diciamo dall'inizio. Noi abbiamo partecipato, abbiamo capito che ci potevano essere delle opportunità di collaborazione, poi quando siamo saliti al 17% lì è diventata anche una scelta strategica, ma anche una scelta direi di vigilanza. Non potevamo stare al 17% che poteva essere, non poteva essere di riferimento, di controllo. Sappiamo che le autorità di vigilanza prediligono, richiedono delle governance forti e quindi il 17% non poteva più andare bene. E quindi questa proposta che noi riteniamo costruttiva e positiva anche per il territorio del Friuli. Allora, una scelta strategica che si è sviluppata non subito ma nel corso del tempo, come abbiamo sentito da parte del Presidente, professor Miani. Ma così sembra di capire, ma è anche verosimile, nel senso che è un ragionamento abbastanza normale, direi, no? Adesso, cosa può capitare? L'OPA passa o non passa? Allora, la scelta è tutta agli azionisti, ovviamente, che devono decidere se conferire queste azioni o no. Se l'OPA passa, penso che, come si diceva prima, l'interesse dell'acquirente sarà sicuramente lo sviluppo di questo investimento, perché loro alla fine hanno fatto un investimento per entrare qui. Uno sviluppo che può essere verosimilmente abbastanza agevole, almeno in una prima fase, sia sotto il profilo dell'aumento dei ricavi, quindi ampliamento dell'offerta di servizi, di prodotti e anche territoriale, con l'apertura di qualche filiale o il trasferimento di qualche microfiliale in località un po' più grandi dove c'è un potenziale di lavoro maggiore, ma nella prima fase ci può essere anche un importante effetto di razionalizzazione dei costi. E qui probabilmente l'aspetto più rilevante è che tutta una serie di attività centrali di direzione potranno essere semplificate mantenendole in capo al capogruppo e ridotte al minimo nella controllata, e questo non vuol dire licenziare personale, ma vuol dire magari ricollocarlo, per cui una parte del personale di direzione verosimilmente dovrà essere riutilizzata in una funzione più commerciale, quindi magari ci può essere anche un'accelerazione nel piano, rispetto al piano di CV Banca, un'accelerazione del piano di apertura di nuove filiali o comunque di rivisitazione dell'offerta commerciale. Non è necessariamente detto che siano nuove filiali, può darsi anche potenziamento di filiali esistenti o di servizi aggiuntivi che attualmente erano magari più limitati. Rapido, Tilati, prima che vi facciamo sentire anche l'ultima parte, il Presidente prego. fa anche capire, insomma, se la scalata non la facciamo noi, la fa di sicuro qualcun altro e non è detto che vada meglio. Interrompo però Tilati, perché il professor Miani ha focalizzato il punto cruciale, cioè di un nuovo piano industriale che poi sentiremo, che poi lo nella sentiremo. fase successiva. Certo. No, volevo solo sentire a commento di queste parole del Presidente. No, ma se diciamo le parole del Presidente delle Sparcasse rispondono alla logica giusta, loro che comincia con una collaborazione, poi di fronte a queste pressioni anche dalla vigilanza che, come ho sentito qui oggi, perché io sono abbastanza fuori da queste dinamiche, che preferiscono delle governance forti e quindi dovevano per forza accelerare. Credo che agiranno dalla parte dei costi, razionalizzando. Credo che i dipendenti non dovranno temere perché ci sarà una razionalizzazione, una riconversione, ma certi servizi messi insieme, ripartiti su più volume di credito intermediato, non fanno che
abbattere i costi e rendere la banca più competitiva. Quindi anche l'offerta di vendita di prodotti potrebbe essere migliorata e insieme diciamo, avere più capacità di stare sul mercato. È vero anche, mi piace questa, che non è la grande banca che viene, fa la razzia, è la banca certamente più grande, ma che ha una visione di territorio simile alla nostra, forse anzi più marcata rispetto alla nostra, perché noi, ripeto, e questo mi dispiace, non siamo riusciti a difendere niente di quello che era nostro, ad eccezione di quello che sono riusciti a fare le banche di credito cooperativo, perché rispetto all'affermazione di prima, è vero che le banche sono andate in sofferenza perché hanno sostenuto l'economia, però ci sono le banche di credito cooperativo dei due gruppi che hanno comunque in questi 10 anni sostituito le grandi banche, che hanno sostenuto l'economia e l'hanno fatto in modo virtuoso, perché le sofferenze di questi istituti sono bassissime. Certo, grazie. Allora, lo anticipava prima Alfonso, sentiamo l'amministratore delegato sulla necessità di un eventuale nuovo piano industriale per Civibank. Calabrò, si parla di un eventuale nuovo piano industriale di Civibank. È presto per fare numeri, ma sicuramente se avete non una radiografia, almeno una visione d'insieme della banca. Sarà necessario un nuovo piano industriale e quali sono le aree nelle quali pensate potrebbe essere necessario dover intervenire? Ma le due banche hanno varato separatamente, più o meno nello stesso momento, due piani industriali che si riferivano sia per noi che per loro a due piani in una logica autonoma. Noi nelle ultime settimane abbiamo iniziato ad analizzare in maggior dettaglio quello che è il piano di Civibank e ci ritroviamo in molti passaggi. Quindi crediamo che i due piani industriali delle due banche sviluppati in ottica stand-alone possano rappresentare la base su cui, a valle dell'offerta pubblica d'acquisto, potrà essere costruito un nuovo piano che tiene conto della possibile aggregazione delle due banche, che tiene conto della sinergia che si può sviluppare fra le due banche. Di sicuro entrambi i piani portano a un elemento che va a diventare una sintesi comune, e cioè quella che il nuovo gruppo che nascerà ha come volontà principale quello della crescita. Crescita quindi per apertura di nuove filiali, per sviluppo di nuove attività, per anche innovazione. Le due banche che mettono insieme le forze sono due banche che potranno fare degli investimenti che singolarmente non si sarebbero potuti fare, e raggiungere una massa critica di un certo livello che consente di avere un'ambizione diversa per entrambe le banche, che quindi consente di guardare al futuro come una sfida che sarà molto più vantaggiosa da percorrere insieme, piuttosto che quella che sarebbe potuto essere lo scenario in cui le due banche andavano avanti per conto proprio. Quindi avremo tempo sicuramente assieme al management di Civibank di lavorare sul piano, lo si farà in un momento successivo, ma crediamo che la territorialità delle due banche potrà essere espressa in maniera molto chiara. Professor Miani, l'unione fa la forza. Ma io dicevo, se l'OPA va in porto, questo è lo scenario, insomma. Se non dovesse andare in porto, cosa può accadere? Beh, può accadere sostanzialmente che si rimane nella situazione attuale, dove verosimilmente continuerà un po' la collaborazione, forse inizialmente un po' più difficile perché qualche attrito ci potrebbe essere. C'è anche un terzo scenario in astratto, perlomeno alla luce di quello che ho modo di conoscere solo in astratto, che ci sia anche un terzo soggetto che interviene e che lancia un'OPA a condizioni maggiori. La cosa non è molto facile perché non penso sia particolarmente gradito all'autorità di vigilanza che si intrometta un altro soggetto, però sulla carta potrebbe anche sussistere un'ipotesi di questo genere, anche se la vedo in questo momento un po' difficile perché i soggetti più forti, ce n'è alcuni che probabilmente avrebbero anche un interesse al territorio regionale perché sono scarsamente presenti, probabilmente sono impegnati in partite di altro genere, soprattutto di altra dimensione, quindi forse in questo momento sono un po' distratti sul nostro territorio. Dei tre scenari anch'io vedo il terzo estremamente difficile,
Professore Tilatti prima si è sbilanciato, ha fatto una previsione. Lei se la sente di fare una previsione? L'OPA avrà successo? Ma non ne ho la minima idea, sinceramente. Cioè, se guardiamo quello che è successo con l'aumento di capitale, quanta percentuale degli ex azionisti ha votato contro e poi si è fatta di fatto liquidare con il recesso, la tenuta è stata molto alta. Adesso qui l'importo è un po' diverso, probabilmente per molti è anche un'opportunità quella di fare cassa, però ci potrebbero essere anche diversi soggetti magari che non hanno particolari impellenze e che possono giudicare, riesca o non riesca l'OPA, opportuno mantenere l'investimento, e quindi a questo punto il raggiungimento del 51% potrebbe anche essere a rischio, però non sono in grado di dare un giudizio, anche perché non conosco in dettaglio qual è la distribuzione dell'azionariato, quindi bisognerebbe un attimo esaminare queste informazioni e capire se ci possono essere delle condizioni in cui una fetta importante di azionisti magari non ha nessuna esigenza di liquidità e interessa ad uscire in questo momento, magari sulla prospettiva di condizioni migliori in futuro, quindi non sono in grado di dare un giudizio, sinceramente. Il tempo ci saprà sicuramente aiutare su questo. Telegrafico, Tilatti, per una considerazione finale. Fare delle previsioni è difficile, ma credo che rimanere a metà del guado non convenga a nessuno. Posso dire una cosa, che rispetto a quanto dicevamo prima, che questa banca comunque non ha fatto la fine delle altre popolari, e alla fine magari la consegneranno i soci, faranno quello che riterranno opportuno, ma consegnano una banca che ancora opera, che lotta per la sua sopravvivenza, lotta per il suo territorio, di cui io, nonostante le incomprensioni, sono orgoglioso di aver fatto parte di quel consiglio, perché vuol dire che in qualche modo un piccolo chip l'abbiamo messo anche noi, perché oggi questa banca è diventata motore di sviluppo per un'altra banca, e quindi vuol dire che è ancora viva. Bene, grazie, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Naturalmente l'invito anche ai vertici di Civibank è sempre aperto da parte di Telefriuli, qualora vorranno intervenire sulla questione, noi siamo a disposizione. Grazie ad Alfonso Di Leva per essere stato con noi questa sera, grazie al professor Miani e a Graziano Tilatti. Grazie anche ai tecnici in regia. Finisce qui questa puntata di Economai FVG, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Grazie e buona serata. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.